Scaffali pieni di generi alimentari, pasta, legumi, biscotti e tanto altro. Non sono quelli dei supermercati o dei centri commerciali divenuti oggi quasi d'élite, ma delle mense degli indigenti dove ogni giorno aumenta la richiesta. Sono sempre in numero maggiore coloro che si rivolgono alle associazioni di volontariato e ad altri enti sociali dicendo di non poter neppure fare la spesa. Triste condizione di una realtà sociale che vive un grande disagio, aggravato da una crisi economica globale particolarmente forte. Benvenuto ti stavamo aspettando, è scritto all'ingresso della mensa della solidarietà di Agrigento, gestita dalla comunità missionaria Porta Aperta. Qui è un continuo via vai di migranti, ma anche italiani, agrigentini, come racconta Suor Antonella. Ne abbiamo sul nostro elenco più di 98 famiglie italiane che veramente versano in gravi condizioni, persone che hanno messo su famiglia sperando anche nella continuità del lavoro e oggi si ritrovano come tantissime famiglie italiane a subire licenziamenti, tagli, perché ovunque ci sono tagli. Gli effetti della crisi si ripercuotono sulle famiglie, aumenta il prezzo della benzina, difficoltà a pagare le bollette di acqua, luce e gas, ci dice padre Calogero Proietto, sacerdote guanelliano impegnato ad Agrigento nella comunità parrocchiale Madonna della Provvidenza. Nella nostra parrocchia per esempio c'è il centro Caritas molto attivo e il gruppo del volontariato vincenziano, il centro CAV d'aiuto alla vita e si cerca di andare incontro a varie necessità, le famiglie con i bimbi piccoli o le mamme che sono in attesa di un bimbo e magari per difficoltà anche economiche fanno brutti pensieri, allora cerchiamo di andare incontro a loro e far vincere la vita anche sulla crisi. Quali rimedi per sconfiggere dunque la crisi? Misure più eque e solidali, l'appello e l'auspicio dell'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, un grido d'allarme, il suo dal sud dell'Italia. Molte famiglie la speranza sta venendo meno, perché molte famiglie devono fare i conti con ciò che hanno, molti hanno perso il lavoro. I soldini che ci potevano essere in banca vanno esaurendosi o si sono esauriti e non c'è prospettiva di altro. E non possiamo perdere la speranza e ci auguriamo che davvero il governo faccia queste scelte coraggiose però dignitose per tutti. E questo è l'augurio, questa è la preghiera e se ci aiutiamo anche noi e come territori e come città a saper fare le scelte giuste, credo che qualcuno potrà trarne vantaggio, ma il qualcuno mi riferisco ai poveri, spero non ad altri.